Il lungo e commovente applauso dei circa 20.000 al Friuli mentre sul maxischermo scorrono le immagini simbolo del disastro del Vajont. Mancano una manciata di minuti al fischio di inizio del match di Serie A Udinese e Genoa. La Lega Calcio della massima serie ha accolto la proposta di commemorare le vittime del Vajont. Una breve cerimonia. Al centrocampo ci sono tra gli altri Franco De Biasio, superstite del Longarone Calcio, e gli ex giocatori del Roncade San Biagio, l'ultima squadra che l'affrontò prima del 9 ottobre 1963. Ero un giocatore del Longarone. La notte del 9 ottobre 1963 7 miei compagni di squadra persero la vita. Un silenzio irreale scandisce le parole della lettera di De Biasio. Se n'è andato un pezzo del nostro cuore, vogliamo ricordare i nostri compagni che non ci sono più, con la consapevolezza che disastri del genere non dovranno più accadere. L'abbraccio con Raimondo Giuriato e Franco Fattori restituisce allo Stadio Friuli un'emozione che resterà nella storia delle commemorazioni del Vajont. Con il sindaco di Longarone Roberto Padrin, il presidente della Fondazione Vajont Zandomenico e della FIGC di Belluno Zanin, il consigliere comunale di Ertocasso Antonio De Filippo e Nicolas Manarin, assessore del comune di Vajont. Lo sport può fare memoria e questa è un'occasione straordinaria. Oggi ricordiamo 1910 vittime innocenti che persero la vita in quella notte del 9 ottobre 1963. Io vi ringrazio di cuore di questa partecipazione e di questa grande opportunità. Lo sport fa memoria e oggi lo fa in maniera straordinaria.